Nel fine settimana, da venerdì 20 a domenica 22 agosto, si è svolta la terza edizione degli esercizi spirituali itineranti lungo il Cammino delle Dolomiti, guidati da Don Giuseppe Bratti alla presenza del vescovo Giuseppe Andric. Un itinerario che quest'anno si è snodato dal centro di spiritualità papaluciani di Santa Giustina fino al santuario dei Santi Vittore e Corona ad Anzù di Feltre. Alla fine della prima parte avevamo lasciato i pellegrini ad Umin, dove hanno potuto ammirare le bellezze artistiche della chiesa di San Marcello. Nel secondo giorno di cammino, sotto il caldo cielo del mezzogiorno, è stata quindi affrontata la salita verso Cart, lungo un sentiero sistemato appositamente di recente da un gruppo di volontari locali. Passando per la chiesa di Santa Libera a Cart e di Sant'Agata a Vellai, il gruppo ha quindi raggiunto la cooperativa Arcobaleno. Dopo il pranzo, sotto la guida di Aldo Bertelle, responsabile del centro, davanti alla statua della Madonna dell'Inutile è iniziata la visita al Museo dei Sogni. Un'esperienza forte e difficile da raccontare con le immagini, sollecitazioni, provocazioni, domande profonde in una costante ricerca di senso sulle scelte fondamentali della vita. E proprio lo scegliere è stato il tema di riflessione proposto per questo secondo giorno di cammino. Viviamo in una società in cui sono frequenti l'incapacità di scegliere, la volontà di non scegliere, la preferenza per le scelte irreversibili. Si evitano invece quelle con carattere definitivo, la consapevolezza che è Dio che ci sceglie, la coscienza e la consapevolezza di essere stati scelti ci apre invece alla capacità di scegliere la vita e non la morte, per esempio, scegliere la parte migliore, ma anche l'ultimo posto, come Gesù ci invita a fare. Ripreso il cammino, nel primo pomeriggio si è raggiunta l'antica chiesa di San Dionisio a Zermen. Qui, dopo aver ammirato le opere d'arte illustrate dal parroco Don Lino Mottes, è stata recitata assieme l'ora media. Il successivo percorso verso Feltre si è svolto fra piacevoli paesaggi rurali e giunti in città nel tardo pomeriggio ci si è raccolti all'interno del battistero per la recita dei Vespri. Luogo del battistero del Duomo di Feltre e che ci aiuta nella preghiera. All'Istituto Carenzoni, il sindaco di Feltre, Gian Vittore Vaccari, ha voluto portare di persona il saluto ai pellegrini. Dopo la cena, la recita della Compieta ha chiuso l'intensa seconda giornata di cammino.
L'ultima giornata di cammino, la domenica mattina, si è aperta con l'incontro comunitario al Duomo di Feltre per la recita delle lodi. Successivamente, grazie alla collaborazione dell'associazione Il Fondaco, è stato possibile visitare l'area archeologica sottostante al sagrato del Duomo. Saliti da Porta Pusterla verso il centro civile della città, il Colle delle Capre con l'antico castello e i segni del recente palio, ci si è diretti verso il Vescovado Vecchio, dove il vescovo ha introdotto i pellegrini alla visita del Museo Diocesano di Arte Sacra con i suoi preziosi tesori e i pregevoli interni. La diocesi di Feltre si estendeva fino a Trento, a Valcalda, proprio alle porte di Trento, quindi tutta la Valsugana era diocesi di Feltre, tutta la zona di Primiero era Feltre, quindi era una grande diocesi. Belluno al confronto era una minuscola diocesi. La successiva visita alla chiesa di San Giacomo è stata l'occasione per raccogliere e condividere le prime impressioni dei partecipanti. Ripreso il cammino si è usciti dalla città passando accanto alla chiesa di San Paolo. Così, passo dopo passo, si è giunti ad Anzù con un breve e cordiale saluto al parroco Donaldo Giazzon. La salita lungo la via dei Capitelli e per la scalinata finale ha portato quindi i pellegrini alla meta, il santuario dei Santi Vittore e Corona, luogo che riunisce in sé tre elementi fondamentali su cui si basa la proposta del Cammino delle Dolomiti: natura con le particolarità vegetali del tutto eccezionali della rocchetta su cui sorge il santuario, tesori d'arte con gli stupendi affreschi della basilica, fede in quanto punto di riferimento per la religiosità popolare, ma anche punto di inizio e termine di questo itinerario spirituale. Dopo una breve pausa all'interno del chiostro ci si è trovati per la celebrazione della messa domenicale presieduta dal vescovo e concelebrata dal rettore del santuario, Monsignor Sergio Dalla Rosa. La bellezza dei tesori d'arte, le parole della Sacra Scrittura sulla correzione del Signore e sugli operatori di ingiustizia, le suggestioni di un canto gregoriano sono state il preludio per meditare sul mistero della morte violenta di Don Francesco Cassol.
un annuncio carico di emozione, fatto di persona dal vescovo al termine della messa. A tutti i pellegrini durante la celebrazione gli scout adulti della comunità Masci di Belluno Feltre avevano consegnato quello che, come la conchiglia o la compostela del Cammino di Santiago, dovrebbe diventare il simbolo del Cammino delle Dolomiti, una pigna di larice con 2 nastrini, giallo e rosso. Il larice dal legno solido e durevole nel tempo, simbolo della tenacia e della forza di chi vive fra le nostre montagne, la piccola pigna che racchiude in sé solo l'essenziale per far continuare a rinascere la vita, proteggendo questo prezioso tesoro dagli attacchi esterni con una scorza dura. I nastrini giallo-rossi che ricordano i colori dei segnavia posti lungo il cammino e che richiamano alla necessità, di fronte ai bivi e alle difficoltà di percorso, di saper cercare e trovare dei segni che aiutino nella propria vita a non smarrire la giusta via. Dopo la pausa per il pranzo, Luca De Bortoli, che ha curato in particolar modo le spiegazioni artistico-culturali nei 3 giorni di cammino, ha illustrato la storia degli affreschi della basilica. I saluti finali nel primo pomeriggio si sono svolti presso la croce posta sulla rocchetta nei pressi del santuario come segno di inizio e termine del Cammino delle Dolomiti. Un'occasione per ricordare ancora una volta con il canto e la preghiera Don Francesco Cassol, che fra i numerosi incarichi ricoperti per la sua lunga esperienza di spiritualità del cammino era anche stato scelto dal vescovo come sacerdote responsabile per curare la proposta spirituale del Cammino delle Dolomiti. Solleverà su ali d'Attila, ti reggerà sulla brezza dell'acqua, ti farà brillare come il sole, così nelle sue mani vivrai.